TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario parlando di cultura e spettacoli. La musica sarà la protagonista dell'estate veneziana con grandi nomi del panorama artistico internazionale e internazionale. Dopo i già annunciati concerti di Piazza San Marco con Patti Smith, Ludovico Einaudi, Jean-Michel Jarre, il musical del Red Canzian Casanova Opera Pop, oltre che la riconferma della Fenice, a giugno il Parco Albanese Bissuola di Mestre si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto, con le rassegne musicali organizzate dal settore cultura del Comune di Venezia. A Mestre sono in arrivo Alice, Raff, Ermal Meta e Lucio Corsi, che faranno tappa con i loro tour rispettivamente il 9, 10, 11 e il 12 giugno. I concerti si svolgeranno nell'area del piazzale Divisione Acqui. I biglietti saranno disponibili online su vivaticket.com dal 9 aprile e prossimamente anche su Ticket One ad un costo di 20 euro più diritti di prevendita per ciascun appuntamento. Passiamo alla cronaca. In occasione della giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, la Guardia di Finanza di Venezia ha organizzato un incontro formativo sulla cultura della legalità a oltre 400 studenti di tutti gli istituti primari di Campolongo Maggiore e Boyon, aree queste nel tempo passato funestate da forme strutturate di criminalità oggi debellate. L'incontro ha trattato tematiche fondamentali per attirare la giovane platea sui valori della giustizia e sull'importanza di promuovere un comportamento responsabile e onesto nella propria vita. Particolare interesse ha suscitato l'intervento delle unità cinofile del gruppo di Tessera, che hanno simulato operazioni di ricerca e individuazione di sostanze pseudo-stupefacenti, riscuotendo grande attenzione e curiosità da parte degli studenti, entusiasti di interagire con i finanzieri a quattro zampe. Ad arricchire ancora di più l'evento, disegni e cartelloni preparati dagli alunni a voler ringraziare l'operato quotidiano dei militari della Guardia di Finanza a tutela della legalità economico-finanziaria e a difesa dei cittadini onesti. Voltiamo pagina. In merito al parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza del Ministero del Made in Italy riguardante il piano di programma per Speedline di Santa Maria di Sala, presentato dai tre commissari allo stesso Ministero ai primi di marzo, il segretario generale della FIM Cisola Venezia, Matteo Masiero, dichiara: riteniamo sia un'ottima notizia. Sicuramente un piano di programma ambizioso che abbraccia sia la storia della Speedline, facendo tesoro delle competenze e delle conoscenze che hanno caratterizzato i successi, ma, guardando al futuro, con l'obiettivo di potenziare tutte quelle aree industriali fino ad oggi solo marginalmente esplorate. Più di ogni altra cosa è fondamentale perché finalmente possiamo dare una speranza concreta a tutte le lavoratrici e lavoratori che hanno sempre creduto nel rilancio della fabbrica e nelle potenzialità industriali del nostro territorio. Avremmo un periodo difficile di fronte a noi, ma come è stato in tutta l'avvertenza Speedline, la complessità non ci spaventa. Sarà sicuramente complicato e ci vorrà costanza e attenzione per riuscire a raggiungere l'obiettivo di rinascita del sito. Anche un'azienda trevigiana, la Blue Mobility di Villorba, contribuisce alla salvaguardia e alla rinascita di una preziosa area della laguna di Venezia. Sabato 5 aprile una delegazione di Blue Mobility ha partecipato all'evento di riforestazione organizzato all'Io Piccolo da Wow Nature. L'iniziativa è stata promossa per ridare vita ad un paesaggio lagunare un tempo rigoglioso, oggi minacciato da interramento, erosione e perdita di biodiversità. Numerosi cittadini, famiglie e aziende hanno aderito all'evento di Wow Nature, con cui si è proceduto al ripristino degli argini e all'impianto di alberi autoctoni. L'area interessata era originariamente una valle da pesca, costituita da zone umide e argini alberati. L'abbandono ha portato alla scomparsa degli alberi, con effetti negativi su flora e fauna. Il vento di bora e il gelo invernale, uniti alla progressiva scomparsa delle valli, hanno ridotto gli habitat naturali di molte specie ittiche e avi faunistiche. In questa iniziativa l'azienda Blue Mobility ha contribuito con l'adozione di 80 alberi. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.